Ciao ragazzi, oggi siamo sabato 30 aprile. Come vedete qui sono in un posto dove avete già visto nei video precedenti, ossia le Tese di Caltrano. Questo qui oggi sarà il punto da dove partirò per fare il mio giro più lungo di sempre. Ecco qui ragazzi, questo bivio in cui di solito avrei girato verso destra, vedete, verso Fora Oro. E questa volta percorro invece il sentiero opposto, il sentiero 681 CAI, e andiamo a vedere cosa riserverà. Vedete lì al centro la strada asfaltata della tagliafuoco, quella normale. Ecco ragazzi, qui c'è un altro bivio, sempre per il 681. Qui ragazzi i cartelli con le indicazioni per ridiscendere. Io sono arrivato da questa e l'altra era quella che vedevamo più giù del Costo Grumo. Ed ecco lì in bella mostra in primo piano Maiga Sunio. Mamma ragazzi, che posto stupendo! Esatto, qua dove riesce che è nato il sentiero, no? Che lo so, ripido che vuoi dire? Esatto, non so, no. Ecco ragazzi, come avrete sentito nel sottofondo, ero in compagnia di due anziani che ho trovato lì sulla panchina ai piedi della croce. Molto simpatici, ci ho fatto una chiacchierata, mi hanno un po' raccontato del più e del meno, e sempre interessante trovare dei pensionati avventurosi. Adesso proverò ad attaccare il Giro delle Maghe da qui dal fondo, lì in cima si vede proprio la strada del Giro delle Maghe, appunto. Ecco qua, ci sono sotto. Ok, sono salito, non sono capitato proprio nel Giro delle Maghe, ma è la strada adesso unita, diciamo. Ecco qui, arrivato. Inizio ad attaccare il Giro delle Maghe e sono le 13:50, 2 ore di cammino. Intanto ragazzi, del Giro delle Maghe, spettacolo. Qua giù la strada che farò dopo il ritorno. E qua su ragazzi, Magha Fora Oro, ore 14:25. Magha Serona. Nel mentre è anche andato via il sole, purtroppo, peccato, perché contavo di prendere un po' di colore oggi. Ecco ragazzi, sono arrivato al bivio del Giro delle Maghe. Magha Fondi. Qui cari miei, l'ennesimo bivio e, come da segnale, cima fonte a destra. Intanto ragazzi,
15.000 passi, meno 5 alle 3. Ricomincia lo sterrato. Intanto sono andato a consultare Relive e mi segna attualmente 10,7 km fatti. Penso in teoria dovrei essere a metà percorso, forse anche un po' prima. Mi sto avvicinando a grandi passi a Cima Fonte. Ecco le indicazioni. Ex Maiga Cima Fonte 1480. Guardate che posto qui a Cima Fonte, incantevole. Ragazzi, c'è ancora neve e l'ombra laggiù, proprio come l'anno scorso. Adesso mi avvicino e vi mostro meglio. Guardate che roba, ragazzi. Sentite che freddo qua giù. Quanta neve ancora, per essere il 30 aprile. Bene, adesso dopo questa piccola digressione ritorno nella retta via. Il mio amico bivacco del comune di Caltrano, ragazzi. Sono rientrato in giro delle Maighe, qui vedete l'ex Maiga Lovarezze. Adesso casa, Lovarezze. E adesso continuo. Nel frattempo adesso vi mostro un attimo i dati. Tanto siamo a 22.300 passi e sono le 16. E Relive invece mi indica 15 km e 7. Non male, dai, intanto. Allora, ragazzi, siamo arrivati al bar a rifugio alpino e piove. Qui Maiga Cariola e si prosegue. Ora 16:34. Maiga Pau. La bellissima bocchetta Pau, dove adesso andremo a vedere il paesaggio. Anche da qua, ragazzi, si arriverebbe a Maiga Sunio. Ebbene, Relive segnava 18 km e 7. Si avvicina al fatidico traguardo di 20 km mai raggiunto dal sottoscritto durante un'escursione. E qui, ragazzi, sono tornato al mitico cartello che mi indica che ho fatto tutto il giro completo da stamattina, strada e baracca del generale. Sono salito da qua stamane e adesso praticamente mi resta solo, tra virgolette, il pezzo di Giro delle Maighe asfaltato che mi porterà fino a Maiga Foraoro e poi ritorno giù per la tagliafuoco che avete già visto. Nel frattempo, poco fa mi sono fermato per cambiare calzature, mettere le Nike da corsa per alleggerire un po' i piedi e ho visto che ero a 20,7 km, 20,8 scusate, quindi varcata la soglia nel mentre sono profondamente soddisfatto. 30.000 passi in diretta, ragazzi. Passi raggiunti per la prima volta in vita mia. Di nuovo al bivio per Maiga Foraoro, in cui mi sto avvicinando sempre più al punto in cui imboccherò il sentiero sterrato per cominciare la discesa. Ecco, ragazzi, niente, adesso mi sono tuffato giù nella tagliafuoco sterrata, diciamo, e diciamo che sono arrivato all'85% del percorso ormai e
E niente, ho visto poco fa verso Margafororo sono scattati anche i 23 km, record su record oggi per me. E niente ragazzi, adesso vabbè, questa strada la conoscete, quindi non filmerò più. E ci rivediamo al momento del ritorno alla macchina. Ecco qua ragazzi, qui siamo all'epilogo di questa lunga maratona in montagna. Allora, ho appena stoppato l'applicazione di live e mi segnava 28 km e 2. Speravo sotto sotto di arrivare a 30, niente, 28,2. Adesso andiamo a vedere i passi qui nell'orologio. E qui ragazzi 38.913 e sono le 19:17. Tanto vedete qui stamattina è partito col sole incontrastato e piove. Ecco ragazzi, qui è veramente tutto e niente, adesso torno a casa, io vi saluto e dai ragazzi, così stare nella natura aiuta proprio a svuotare tutte le tossine, è veramente medicinale come cosa.